Sì, pensiamo di arrivare a 30-35 mila biglietti prevenduti prima dell'inaugurazione, ovviamente, dopo durante la mostra ci auguriamo molti di più. Valore per il territorio, io penso sempre che prima di tutto si devono fare le cose bene, quindi una bella mostra organizzata bene, realizzata bene e poi le cose vengono di conseguenza, è ovvio. Se la mostra, diciamo, rispetterà quello che ci aspettiamo, sicuramente sarà un valore aggiunto per il territorio, verranno molte persone a visitare la mostra stessa, quindi poi percorreranno le strade della città di Treviso e della provincia di Treviso, quindi questo è sempre accaduto quando una mostra è piaciuta, naturalmente. Ci dimentichiamo sempre che questa è la cosa fondamentale, che il lavoro deve portare in una città, in questo caso a Treviso, una bella mostra e organizzata bene. Poi le cose vengono di conseguenza, naturalmente. C'era